Oggi saluti il questore Rosa Maria Iraci lascia Agrigento, conferenza stampa per un bilancio dell'attività. 2 favaresi a giudizio, Domenico Quaranta e Francesco Geraci. L'ipotesi accusatoria nei loro confronti è di deturpamento di cose altrui e deturpamento di bellezze naturali. In Sicilia c'è una grave carenza di sangue e plasma in tutti gli ospedali. La Fortitudo Moncada Agrigento ha vinto in casa contro il Torino, allenata dall'ex bianco-azzurri Franco Ciani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il questore di Agrigento, Maria Rosa Iraci, è stata trasferita ad altra sede. 62 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, si è insediata ad Agrigento come primo questore donna il 26 marzo del 2019, proveniente dal Dipartimento della Polfer del Lazio. Entrata in polizia a 25 anni come commissario alla questura di Agrigento, si è distinta non solo per la brillante attività investigativa e operativa tra interventi antimafia, antidroga e contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche nell'attività di prevenzione e sensibilizzazione legata all'ordine e alla sicurezza nel territorio. Prova ne sono ad esempio i numerosi provvedimenti adottati contro la violenza negli stadi e più in generale nei locali pubblici per il rispetto delle normative di pubblica sicurezza, con particolare attenzione al sano svolgimento della Movida. Oggi incontro con la stampa per i saluti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani del questore di Agrigento Maria Rosa Iraci, trasferita ad altra sede presso l'ufficio immigrazione di Prossima Costituzione al Ministero. Rosa Maria Iraci si è insediata nella nostra città come prima questore donna il 26 marzo del 2019, proveniente dal Dipartimento della Polizia Ferroviaria del Lazio. È entrata nella forza della polizia a 25 anni come commissario. Per il suo lavoro si è particolarmente distinta nella nostra città non solo per la brillante attività investigativa e operativa svolta tra interventi antimafia, antidroga, contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche per le attività di prevenzione e sensibilizzazione legate all'ordine e alla sicurezza del territorio e numerosi provvedimenti adottati contro la violenza negli stadi e più in generale nei locali pubblici per il rispetto delle normative di pubblica sicurezza, con particolare attenzione al sano svolgimento della Movida in pieno periodo di pandemia del Covid-19. Il nuovo incarico è una struttura di missione per risolvere quelle che sono le criticità nel fenomeno migratorio, pertanto si tratterà di creare un ufficio la cui Corte dei Conti ha approvato il bilancio che permetterà al Dipartimento di Pubblica Sicurezza di coordinare le attività relative alle criticità immigratorie su tutto il territorio nazionale e nello stesso tempo di portare avanti quelli che sono moduli nuovi nell'evoluzione dell'immigrazione, perché come sapete è un fenomeno pesante che grava fortemente in questa provincia e chiaramente anche in altre situazioni della Repubblica Italiana. Quindi sarà poi nostro compito vedere come intervenire e che cosa produrre. Momento particolare che ricorda, insomma. L'episodio particolare purtroppo è un episodio molto triste che ha afflitto questa struttura ed è la morte del povero assistente capo di Loreto. Quello ci ha segnato la struttura per sempre, lo abbiamo gestito con tanto pathos, con tanta difficoltà, abbiamo seguito e siamo stati molto vicini alla famiglia, come faremo oggi e chi continuerà ad esserlo qui presente per sempre, perché l'amministrazione è una ed è indipendente dalle persone che la rappresentano. Questo è quello che ci ha segnato particolarmente, non lo dimenticheremo facilmente, né io e né le persone che hanno gestito la situazione, con grande affettuosità, con grande impegno e con grande dolore. Arrestati a Campobello di Mazara altri 2 presunti fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Sono stati ristretti in carcere Emanuele Bonafede, 50 anni, e sua moglie Lorena Ninfa Lauceri, 48 anni, indagati in concorso per favoreggiamento personale e procurata in osservanza di pena, reati aggravati dall'aver agevolato Cosa Nostra. Vediamo. Dall'inchiesta fatta dai carabinieri del Rosso emerge che Lorena Lancieri sarebbe stata molto legata a Matteo Messina Denaro. I militari hanno trovato anche numerosi riscontri del rapporto tra il boss e la Lancieri. Messina Denaro, per nasconderne la vera identità,
la chiamava Diletta. Una foto di Matteo Messina Denaro che fuma un sigaro e tiene in mano un bel bicchiere di cognac è stata scattata a casa di Emanuele Bonafede dalla moglie Lorena Lancieri, arrestata oggi e tra gli elementi che incassano i due coniugi accusati di favoreggiamento. La foto risale a qualche anno fa e mostra solo il corpo dell'allora latitante al quale è stato appositamente tagliato il volto ed è stata sicuramente scattata nel salotto dell'abitazione della coppia. Ma come hanno fatto i carabinieri a capire che era Lorena Lancieri? Tutto parte dalla testimonianza di una parte dei pazienti con cui Messina Denaro, ammalato di tumore, faceva la chemioterapia alla clinica La Maddalena di Palermo e che era diventata amica del boss. Sentita lo scorso 18 gennaio dai carabinieri, la testimone racconta che Matteo Messina Denaro, da lei conosciuto come Andrea Bonafede, le aveva detto di avere una storia con una ragazza di nome Diletta. Il finto Bonafede aveva anche messo in contatto le due donne tramite una chat audio. La paziente le ha conservate e le consegna ai militari del ROS. Ah, c'è Diletta che ha il Covid, gliel'ho passato io, si sta curando. Siamo qua a casa insieme e Diletta ti saluta, anzi ora te la passo per messaggio. Si sente in una delle chat vocali che Matteo Messina Denaro manda all'amica e che i carabinieri ascoltano. Segue quindi l'audio di Diletta inviato sempre alla paziente. Io qua con la creatura, fa riferimento al boss, quello che mi sta facendo passare non solo mi ha trasmesso il Covid, però alla fine perlomeno mi fa ridere perché è anche simpatico. Durante la registrazione dei vocali, inviati tutti dal cellulare di Matteo Messina Denaro, il cellulare di Diletta riceve una chiamata. Nella registrazione delle conversazioni, poi ascoltata dagli investigatori, si sente lo squillo e la donna rispondere. L'analisi delle celle telefoniche ha svelato ai militari l'identità di Diletta nell'istante in cui le chat vocali vengono registrate e il cellulare della donna e col boss riceve la chiamata. I telefonini di Matteo Messina Denaro e della Lancieri agganciano le stesse cellule. I due evidentemente sono insieme, quindi Diletta e la Lancieri. Infine, in alcuni messaggi che il padrino manda alla sorella Rosalia, si comprende bene e chiaramente quanto Diletta conti per lui, raccontando le ore successive all'intervento chirurgico subito a maggio del 2021. Il boss scrive: ero tutto bagnato dal sudore, Diletta che lavò i miei indumenti li torceva e uscivano gocce di acqua, era senza parole. Nessun dubbio però quindi residuare sulla centralità del ruolo della donna, scrive il GIP, per assicurare al latitante il più ampio conforto emotivo e relazionale, oltre a quello logistico e assistenziale. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatura, attacca il governo nazionale sulle politiche messe in campo per la gestione del fenomeno migratorio. Ironicamente attacca la misura dell'ergastolo agli scafisti e dice: pensa che si mettano paura? Vediamo. Pozzallo in questi anni ha svolto una funzione importante nella politica dell'accoglienza per nome e per conto dell'Italia e dell'Europa. Pozzallo è una cittadina di 20.000 abitanti, ci sono stati anni in cui il numero dei migranti sbarcati, ad esempio nel 2016, è stato di 22.000 migranti sbarcati, quindi più della popolazione esistente. Noi abbiamo nei nostri geni scolpita la legge del mare. Noi siamo un popolo di marittimi, i pozzallesi sono e si trovano in tutte le parti del mondo e quindi abbiamo portato avanti questa politica dell'accoglienza perché è giusto salvare delle vite umane. Il problema qual è? È che molte volte noi come città di frontiera ci siamo ritrovati soli e mentre nel passato un minimo di raccordo con le istituzioni importanti del governo italiano c'erano e in primis con il Ministero degli Interni, da qualche mese a questa parte questo rapporto si è assolutamente interrotto. Abbiamo la prefettura che ci supporta abbastanza bene, ma noi pensavamo di avere un rapporto migliore con il Ministero degli Interni, con la regione Sicilia. E da parecchi mesi che noi ci ritroviamo soli
ritroviamo soli ad affrontare un'emergenza che è molto più grande di noi, e non si può affrontare questo tema così come lo sta affrontando il governo Meloni, con una politica fatta di spot e di buone intenzioni. Deve essere affrontata in maniera seria. Non è questo un fenomeno che può essere trattato per magari raccogliere qualche voto in più. Occorre che il governo, ma io penso anche con il contributo dell'opposizione, affrontano questo tema nei tavoli europei, e soprattutto con un maggiore raccordo con i territori, perché guardi, c'è un problema importante che è molte volte, quasi sempre sottovalutato. Questo tipo di fenomeno nei comuni di frontiera deve essere affrontato cercando di mantenere un equilibrio importante. E qual è questo equilibrio? L'equilibrio tra chi ha il diritto di essere accolto, che sono i migranti, quindi senza se e senza ma i migranti devono essere accolti, bisogna salvare le vite e su questo non ci possono essere assolutamente dei dubbi, ma c'è anche un diritto delle popolazioni che accolgono, che hanno la necessità di essere rassicurate, che ci sia maggiore legalità. Io ho sollevato il problema dei tamponi, bisogna seguire tutti i tamponi, anche se il Covid ormai è una patologia che è quasi scomparsa, però ecco, il problema della condizione sanitaria dei migranti stessi è importante che sia assicurata per garantire una maggiore sicurezza nei territori stessi. Occorre che ci siano degli uomini delle forze di polizia in più, quindi bisogna rafforzare gli organici di posti di polizia, quindi garanzia dei migranti ad essere salvati e garanzia delle città che accolgono, perché se salta questo equilibrio io penso che salta tutto. E quindi il governo non può far altro che affrontare questo fenomeno che deve essere affrontato anche nei prossimi anni, perché è un fenomeno che è destinato ad aggravarsi ed aumentare. Quindi il governo deve fare in modo di avere un maggiore rapporto dei territori. Città di frontiera come Pozzallo ed altre devono avere maggiori sostegni da parte del governo italiano e anche della regione Sicilia, che è la bella addormentata nel bosco. E però purtroppo mio malgrado, voi non vedrete nell'ultima finanziaria del governo Meloni, nell'ultima finanziaria della regione Sicilia, nemmeno un rico è dedicato al fenomeno dell'immigrazione stessa. Quindi questo tipo di questione non può che essere affrontata con un maggiore raccordo dei territori che accolgono, e poi con una politica estera degna di questo nome, in un tavolo europeo fatto di rapporti sempre più stretti tra la Germania, la Francia e non certamente con i paesi di Visegrad, e poi con dei provvedimenti che diano un contributo importante a salvare tante vite umane. Non è assolutamente tollerabile che si renda la vita impossibile alle ONG che hanno svolto e svolgono una funzione importante. Quindi il primo provvedimento che dovrebbe approvare il governo è quello di dare più forza alle ONG che hanno svolto questa funzione importante, e poi battersi nei tavoli europei per delle missioni del Mediterraneo tipo Mare Nostrum, che è stata una missione italiana, la missione Sofia, che è stata una missione europea. Guardi, queste stragi si sono ripetute con tutti i governi, però è il modo di reazione, di come si reagisce a queste stragi. Dopo la strage di Lampedusa fu creata Mare Nostrum, dopo la strage di Cutro non si è fatto assolutamente nulla, si sono aumentate le pene per gli scafisti, ma guardi, mi sembrano dei provvedimenti che non servono assolutamente a nulla. Se uno scafista prima aveva 10 anni di carcere, ora magari se ne prevedono 30, io non penso che cambi. E dei provvedimenti fatti di buona intenzione, andiamo a prenderli nei loro paesi, provvedimenti che non servono assolutamente a nulla. Quindi ripeto ancora una volta, non bisogna lasciare soli i territori che agiscono per nome e per conto dell'Italia e dell'Europa debbono avere dei sostegni concreti da parte dello Stato e della Regione, che
che nel passato in parte ci sono stati, ma da qualche tempo non ci sono più, e quindi noi ci sentiamo per certi aspetti abbandonati. Io ho avuto l'opportunità la settimana scorsa di avere un incontro con il ministro Piantedosi e con il prefetto Valente, che è il capo dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, a cui ho manifestato queste mie perplessità. Loro mi hanno garantito che si sarebbero impegnati in un rapporto più stretto con i territori, ma ancora non abbiamo visto nulla. Non vorrei ancora una volta che continuasse la cultura degli alibi, nel senso che la regione scarica tutto sullo Stato, lo Stato scarica all'Europa, l'Europa scarica al mondo intero, e poi questi comuni di frontiera rimangono soli. E quando parlo di comuni di frontiera parlo di comuni al plurale, non dei comuni al singolare. Cioè, non c'è solo Lampedusa che affronta questo tipo di fenomeno, Lampedusa più di tutti, deve essere sostenuta più di tutti, ma non esiste solo Lampedusa, esiste quindi una serie di comuni di frontiera che hanno svolto e svolgono e svolgeranno nei prossimi anni questa funzione umanitaria importantissima, e debbono essere sostenuti dalla Regione e dallo Stato. Nelle ultime finanziarie, ripeto ancora una volta, nessun provvedimento è stato approvato per sostenere questo tipo di fenomeno, e quindi nessun provvedimento, tranne Lampedusa, è stato approvato per sostenere questi comuni stessi. Ecco, all'inizio ho parlato di equilibrio tra diritti di chi accoglie e diritti di chi è accolto. Se non ci sarà un sostegno dello Stato, noi vivremo momenti difficili. Ecco, non vogliamo essere lasciati soli. Controllo delle mense scolastiche, risultati dell'attività di verifica dei carabinieri nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. Arturo Cantella. I carabinieri del NAS di Palermo, nell'ambito dei servizi predisposti a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, in collaborazione con il Ministero della Salute, finalizzato alla verifica dei servizi di ristorazione delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici, ha proceduto a una serie di attività di verifica sui territori delle province di Palermo, Agrigento e Trapani. La collaborazione dei comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, finalizzata a verificare la corretta gestione in materia di sicurezza e di igiene. Nel corso dei controlli sono state ispezionate 34 aziende di ristorazione collettiva, operanti all'interno delle mense scolastiche di ogni ordine e grado. A conclusione delle attività ispettive sono state accertate 11 irregolarità in alcune strutture, a seguito delle quali sono state segnalate alle competenti autorità amministrative 12 persone, contestando 21 sanzioni per un valore complessivo di circa 8.500 euro. Nel corso degli interventi sono stati altresì posti sotto sequestro amministrativo 210 kg di alimenti irregolari per la mancata tracciabilità sull'origine per un valore commerciale di circa 5.000 euro, eseguiti provvedimenti di sospensione dell'attività nei confronti di 3 aziende delle province di Agrigento e Palermo. La maggioranza delle infrazioni ha riguardato aspetti sanzionatori amministrativi come le carenze strutturali, le impiantistiche dei locali, delle attrezzature destinate alla preparazione dei pasti, la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, l'assenza di tracciabilità degli alimenti con uso di materie prime di cui non era possibile identificare l'origine. Elementi essenziali al fine di individuare e contenere possibili casi di intossicazione causati dal consumo di alimenti nocivi o pericolosi, in considerazione anche che gli alimenti erano destinati alle fasce sensibili minorenni fruitori delle mense scolastiche. Imbrattarono Scala dei Turchi con una sostanza chimica rossa. 2 favaresi a giudizio sono Domenico 40, 49 anni, condannato in passato per gli attentati alla Valle dei Templi e alla metropolitana di Milano, e Francesco Geraci, 46 anni, che avrebbe fatto da autista e da palo. C'è il servizio. 1 anno e mezzo dopo il danneggiamento della Scala dei Turchi di Realmonte, imbrattata fra il 6 e il 7 gennaio del 2022 con una sostanza chimica rossa, la procura manda a processo i 2 presunti responsabili. Si tratta di Domenico 40, 49 anni, condannato in passato per gli attentati terroristici alla Valle dei Templi e alla metropolitana di Milano, e Francesco Geraci, 46 anni,
Entrambi sono di Favara. Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Gloria Andreoli, ha disposto la citazione diretta. L'ipotesi accusatoria nei loro confronti è di deturpamento di cose altrui e deturpamento di bellezze naturali. Il processo si celebrerà a partire dal 3 luglio prossimo davanti al giudice monocratico Rossella Ferraro. I carabinieri, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, acquisirono le immagini del sistema di videosorveglianza della zona e avviarono accertamenti sulla vendita del prodotto usato per l'imbrattamento, chiudendo il caso in pochi giorni. Si tratta di ossido di zinco, normalmente usato per verniciature esterne. La pioggia avrebbe sciolto la polvere, trasformandola in una lunga scia di colore rosso, per fortuna non indelebile. Mentre i social insorgevano, scagliandosi contro i responsabili del gesto, già pochi giorni dopo la scogliera di Marna era stata ripulita da alcuni volontari. Ad agire materialmente sarebbe stato 40, mentre Geraci avrebbe fatto da autista del furgone Ford Transit e da palo. 40 fin dall'inizio era il sospettato principale del danneggiamento. L'ex imbianchino nel 2006 era stato condannato a 16 anni di carcere per aver sistemato una bombola di gas alla metropolitana di Milano nel 2002, per aver fatto brillare un ordigno rudimentale nel cuore della Valle dei Templi. Nel 2011 era già stato destinatario della misura di sorveglianza speciale applicata fino al 2018. Di recente aveva anche imbrattato la Marna di Punta Bianca ed era stato segnalato all'autorità giudiziaria per vilipendio per aver postato delle frasi ingiuriose, delle offese nei confronti delle forze dell'ordine. Ma non solo. Aveva anche imbrattato la casa natale di Luigi Pirandello e distrutto dei vasi di ceramica in Viale delle Dune ad Agrigento. Torture a disabili psichici a Licata, postate sui social, 4 condanne anche in appello. I dettagli nel servizio. La terza sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, presieduta dal giudice Antonio Napoli, ha disposto 4 condanne nel processo scaturito dalla sconvolgente inchiesta sulle torture ad alcuni disabili psichici di Licata, postate sui social network. I giudici hanno ridotto leggermente le condanne rispetto alla sentenza di primo grado. 7 anni di reclusione ad Antonio Casaccio, 9 anni in primo grado. 6 anni e 6 mesi di reclusione a Jason Lauria, 8 anni in primo grado. 5 anni e 10 mesi di reclusione a Gianluca Sortino, 7 anni in primo grado. 4 anni di reclusione ad Angelo Marco Sortino, 7 anni in primo grado. Sostituita inoltre la pena accessoria dell'interdizione perpetua con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni nei confronti di Angelo Marco Sortino. Confermato dunque, seppur con lievi diminuzioni di pena, l'intero impianto accusatorio. 1 anno e mezzo fa i 4 imputati erano stati condannati dal GUP del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano. Una sentenza che per certi versi fece giurisprudenza. Fu la prima volta che in Sicilia venivano condannate delle persone per tortura dall'istituzione del reato nel 2017. L'inchiesta, coordinata dall'allora procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto procuratore Gianluca Caputo, risale al gennaio 2021, quando i carabinieri della compagnia di Licata, guidati dall'allora capitano Francesco Lucarelli, fermarono 3 persone accusate di aver picchiato e torturato 3 disabili psichici, postando sui social le immagini registrate con uno smartphone. La vicenda ha avuto un notevole impulso, con la decisione delle vittime, spaventate e intimidite, di rompere il muro del silenzio e denunciare tutto ai carabinieri, con non poche difficoltà dovute al timore di poter subire ritorsioni. Ritorsioni che puntualmente si sono verificate ai danni di uno degli invalidi che, appena 2 giorni prima, aveva denunciato i suoi aguzzini. In Sicilia c'è una grave carenza di sangue e plasma in tutti gli ospedali. Vediamo. In Sicilia c'è una grave carenza di sangue e plasma in tutti gli ospedali. L'allarmante situazione è stata rappresentata in Commissione Salute all'ARS, dove sono state sentite le associazioni di volontariato che si occupano della raccolta di sangue, plasma e piastrine in tutto il territorio regionale. Lo ha comunicato Pippo Laccoto, presidente della Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana e deputato della Lega. L'incontro con le maggiori associazioni di volontariato, prosegue Laccoto, ha fatto luce su problematiche di primario interesse. Del resto, l'attività meritoria delle associazioni di donatori volontari si salda strettamente con la tutela della salute, garantendone l'effettività in numerose occasioni. Ritengo pertanto necessario che il governo della regione dia impulso ad una campagna di sensibilizzazione della popolazione sul tema, cominciando dalle scuole. Mi sono fatto carico di avviare un'interlocuzione operativa in tal senso con l'assessore per la salute
Salute Giovanna Volo, la quale ha manifestato la più ampia disponibilità ad individuare le modalità più efficaci per informare e stimolare i cittadini ad accostarsi con fiducia e solidarietà alle campagne di raccolta del sangue e del plasma. Si sta pensando anche ad ulteriori misure, continua Pippo Laccoto, per implementare la presenza di medici che possano presiedere alle attività di raccolta anche attraverso convenzioni con gli atenei siciliani. Mi farò a tal fine promotore di un convegno al quale saranno invitati, oltre all'assessore per la salute, l'assessore per l'istruzione, i rappresentanti delle aziende ospedaliere e le associazioni di volontariato. A quest'ultime va il mio più vivo ringraziamento per l'incessante opera di civiltà e solidarietà portata avanti. Covid in Sicilia, contagi e ricoveri ancora in calo. Arturo Cantella. Infezioni da Covid-19 in netto calo in Sicilia, in linea con la tendenza nazionale. Nella settimana dal 6 al 12 marzo nell'isola sono stati rilevati attraverso test antigenici e molecolari 1085 nuovi casi positivi, il 9,66% in meno rispetto alla settimana scorsa. L'incidenza media è di 23 casi per 100.000 abitanti. Tassi più elevati si sono registrati solo nelle province di Agrigento, Trapani e Siracusa. Le fasce di età maggiormente a rischio sono quelle over 90. A seguire gli over 80 e 89 anni, quindi tra i 60 e i 69 anni. I dati riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del DASOE, del Dipartimento per le attività sanitarie della Regione Siciliana. Le nuove ospedalizzazioni sono stabili, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di ricoverati con concomitante positività da Covid. Più metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano ancora non vaccinati. Per quanto riguarda i vaccini, nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno di una dose si attestano intorno al 24% del target regionale, mentre 61.429 bambini, pari al 19,93%, hanno completato il ciclo primario di vaccinazione. Nel target sopra i 12 anni i soggetti hanno ricevuto almeno una dose solo il 91%, mentre ha completato il ciclo primario l'89,63%, mentre il 9% del target è ancora da vaccinare. I cittadini che non hanno effettuato la terza dose, pur avendo maturato il diritto a riceverla, sono ancora 1.120.656. I vaccinati con dose aggiuntiva sono 2.774.000, pari al 71,23% degli aventi diritto, incluso il target da 5 a 11 anni. Le somministrazioni della quarta dose sono stati 243.201, delle quali 213.000 per le persone che superano i 60 anni. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 10.036. Il linguaggio della politica, l'Associazione delle Donne Elettrici, si incontra al Consorzio Universitario di Agrigento. Margherita Trupiano. Lande ha sentito oggi la necessità di parlare del linguaggio della politica, un momento importante di riflessione con relatori sicuramente eccellenti. Perché, Carola De Paoli? Intanto devo dire che il tema del linguaggio della politica è lo stesso che ci guiderà nel prossimo mese di maggio come Ande nazionale a Palermo, in cui si svolgerà il nostro Consiglio nazionale. Quindi abbiamo in qualche modo alla sezione di Agrigento voluto anticipare con un convegno la trattazione di questa importantissima tematica. Importante perché, come ho detto appunto in premessa in apertura al convegno, fa parte proprio di noi, della politica, del senso della politica, intesa quindi dall'Ande in modo sicuramente apartitico, come sempre noi abbiamo precisato, quindi come forma di comunicazione tra i cittadini, partecipazione non solo al sociale, quindi, ma anche nel senso di conoscere i propri diritti e tutelarli. Oggi, se ancora ci chiedono
se quella a cui noi assistiamo quotidianamente è comunicazione e propaganda, ci rimane il dubbio, perché in realtà l'idea che qualcuno ci voglia manipolare ci viene sempre. E poi la comunicazione presuppone un altro atto che è significativo, soprattutto quando parliamo degli elettori, ed è l'ascolto dell'altro e l'ascolto anche del cittadino elettore. Io ricordo negli Stati Uniti mi colpì tantissimo il fatto che uno dei comunicatori di Bush padre obbligò il presidente Bush tutti i sabati pomeriggio a fare delle trasmissioni radio per raggiungere le persone americane che erano nei posti più lontani e che non vedevano nemmeno la televisione. Questo per dire che la comunicazione deve raggiungere tutti e deve cercare di far passare dei messaggi anche chiari. Oggi si ha una sensazione di grandissima confusione e questo crea disaffezione. E quindi in quest'era di post-verità il grande tema è quello della lontananza delle persone dai partiti e dalle istituzioni. Se il 50% delle persone non va a votare, bisogna cominciare a chiedersi il perché, e forse non è solo un problema di comunicazione. Adesso la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Paesaggi suggestivi noti al grande pubblico e scorci sconosciuti, monumenti simbolo della storia della Sicilia e scenografie naturali mozzafiato. Sono 350 i luoghi dell'isola censiti dalla regione come set ideali per produzioni cinematografiche di tutto il mondo. È stata presentata a Palermo la nuova location guide dell'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, una mappa multimediale altamente professionale al servizio di tutte le produzioni cinematografiche che intendono investire nell'isola. Ad illustrare il nuovo strumento di promozione del territorio l'assessore regionale al ramo Elvira Amata. Vediamo. Faccio i miei complimenti alla Presidente, al Direttore per aver consentito all'assessorato di aggiornare una guida dopo oltre 10 anni, peraltro avevamo una guida solo cartacea, oggi è multimediale, quindi diventa molto più interessante anche far vedere, ecco, le immagini, no? I video che ci sono della Sicilia. Il cinema si interessa alla Sicilia perché la Sicilia è cinema, non lo dico io, lo diceva Leonardo Sciascia. È molto interessante che i ragazzi della nostra scuola abbiano collaborato alla realizzazione di questa guida, che è uno strumento fondamentale proprio per orientare, diciamo, le produzioni italiane e internazionali alla scoperta di questo territorio, anche che diventa sempre più interessante anche grazie ai grandi investimenti che stanno accadendo, e quindi, diciamo, è nostra volontà implementare la realtà di Palermo, che è una eccellenza, è veramente uno dei nostri fiori all'occhiello. La Sicilia tutto, appunto, è una terra che offre ai nostri ragazzi già nel periodo della formazione degli spunti molto molto interessanti per sviluppare il loro sguardo sul mondo. Non può esserci transizione ecologica senza tenere conto della coesione sociale. Per questo, come la CGIL si impegna nel progetto Social Green Deal, ma attraverso il confronto tra parti sociali e interlocutori istituzionali. Obiettivo: costruire percorsi partecipati per una transizione ecologica giusta ed inclusiva. C'è il servizio. Noi abbiamo istituito un tavolo in cui abbiamo messo attorno anche il sindaco di Messina, varie figure nazionali, anche Sabella, che ha scritto un bellissimo libro sulla transizione ecologica e i salari, quindi quando riguarda i lavoratori. Abbiamo messo attorno anche Ivo Blandina, perché rappresenta anche la Camera di Commercio e quindi il tessuto produttivo della città. Le opportunità sono tante, anche perché col progetto europeo del Green Deal dice che da qui al 2050 noi dobbiamo ridurre le emissioni di anidride carbonica
che tutte le sostanze che fanno male ovviamente all'ambiente. Si è discusso di questi progetti, i finanziamenti da parte dell'Europa ci sono, bisogna soltanto metterli in campo, e in questa iniziativa, grazie anche a Stefania Radice che era la coordinatrice del progetto della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, il segretario regionale, abbiamo discusso su come il sindacato possa dare contributo, perché non dimentichiamoci che nella transizione ecologica non soltanto le industrie debbono cambiare prospettiva per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, ma bisogna accompagnare anche i lavoratori in questa transizione, quindi credo che sia importante che il sindacato, in questo caso la CGIL, abbia un ruolo importante in questa iniziativa, in questo progetto. Sindacato che si occupa di tutela dell'ambiente significa che si occupa anche di possibilità di creare altri posti di lavoro, perché sono previsti anche degli interventi per invertire la rotta, pensiamo alla transizione ecologica, tutto quello che si può fare grazie ai finanziamenti, dunque tutelare l'ambiente ma al tempo stesso tutelare i lavoratori e, perché no, creare occasioni di sviluppo. Sì, allora tra fondi strutturali europei, PNRR, anche sulla transizione ecologica, in Sicilia arriveranno quasi 50 miliardi di euro. Proprio ieri è stato firmato un protocollo con CGIL, CISL, UIL e la regione siciliana, proprio per cercare di ovviamente captare queste risorse e spenderle subito sul territorio. Noi purtroppo, se non riusciremo a spendere questi soldi anche entro il 2023, parliamo di circa 1 miliardo e 400 milioni di euro, resteremo indietro. Anche noi a Messina come CGIL e CISL UIL abbiamo chiesto un incontro al sindaco per capire i fondi PNRR e dentro anche quelle della transizione ecologica a che punto siamo. Aspettiamo ovviamente risposte, il sindaco ci ha detto per via informale che ci convocherà a breve, quindi sarà un momento di confronto importante per capire quale idea di città noi abbiamo da quel futuro, perché credo che il tema dell'ambiente, la salvaguardia del territorio non possa essere più rimandato. Questo lo dobbiamo soprattutto alle nuove generazioni che dovranno vivere questa terra da qui ai prossimi 100 anni. Basket a 2, la Fortitudo Moncada Agrigento ha vinto in casa 92-79 contro la Reale Mutua Torino, allenata dall'ex biancazzurro Franco Ciani. Vediamo. È stata una battaglia, non ci aspettavamo che sarebbe stata una partita così, perché è una partita importante per la classifica, per entrambe le squadre. Torino, come abbiamo già ampiamente detto nel pre-gara e come già sappiamo, è una squadra profonda, costruita molto bene e quasi fazioso dire allenata molto bene dal grande ex Franco Ciani. Una squadra che aveva perso solo una volta nel girone di ritorno, non è poca roba. E una squadra che arrivava forte del primato offensivo, cioè il primo attacco di tutto il campionato, con più di 83 punti di media. Però noi volevamo provare a fare una partita offensiva contro una squadra che produce così tanto in attacco, perché se Torino è il primo attacco del campionato, la Fortitudo Agrigento è il secondo miglior attacco del campionato. Abbiamo chiesto con il mio staff ai ragazzi di provare a giocare con grande ritmo, perché diciamo così è il modo più indicato per noi per entrare in quella zona di confidence che fa sì che al di là dei protagonisti in campo la squadra riesca a produrre e si senta bene. Come hai detto giustamente tu Domenico, partivamo senza Negri, che in una squadra con il nostro roster, che è un buon roster ma chiaramente non è profondo, è un'assenza importante perché è un giocatore esperto, al di là delle sue problematiche fisiche, sappiamo tutti che arrivava da un infortunio e quant'altro, e abbiamo dovuto a un certo punto fare a meno di Ambrosini per problemi di falli, ma anche perché aveva preso anche un brutto pestone che comunque lo stava limitando. Migliore in campo sicuramente, ma ha potuto giocare solo 22 minuti. Costi durante la partita ha anche lui preso una brutta botta e ha praticamente zoppicato tutto l'ultimo quarto senza mai tirarsi indietro. E lo ringrazio perché è un giocatore che è cresciuto molto sotto l'aspetto mentale, nessuno ha mai avuto dubbi sulle sue qualità balistiche, sul suo potenziale tecnico, seppure
tuttora inespresso nella sua totalità, però dal punto di vista mentale aveva, diciamo così, dei vuoti, aveva dei momenti in cui un po' la giovane età, un po' il carattere che doveva ancora un attimo farsi, non riusciva sempre nei momenti di difficoltà a fare quello che ha fatto stasera, quindi lo ringrazio. Adesso inutile stare a fare la girandola di nomi, ringrazio tutti i miei giocatori perché hanno giocato una partita maschia, una partita difficile dal punto di vista fisico. A un certo punto Torino, giustamente, con i corpi che si ritrova, ha pensato di usare tutto il suo tunnellaggio contro i nostri esterni. Noi siamo stati bravi a non farci, dal punto di vista tecnico, a non farci portare fuori dalle nostre usuali spaziature e quindi a tenere, se non con grande, non sempre con grande costanza, a tenere il nostro ritmo e a provare a fare il nostro gioco. Il primo quarto non è stato semplice, però siamo rimasti appiccicati alla gara perché sappiamo che in casa nostra abbiamo questa forza di poter recuperare. Non è la prima volta che vinciamo una partita stando sotto anche molto di più nel punteggio rispetto ad oggi. Il secondo quarto chiaramente è stato un quarto importante dal punto di vista offensivo, sicuramente si è acceso un'altra volta, la seconda volta di fila Ambrosini, ma penso che tutta la squadra abbia prodotto bene e abbia anche saputo cercare il giocatore più acceso nel momento importante. Un grande passo in avanti a livello di playmaking l'ha fatto Alessandro Grande, che ha saputo giocare con e per la squadra, aspettando poi il momento di tirare anche lui le sue zampate decisive. Non ci sono più parole per Albano, per il nostro capitano, perché è un giocatore silenzioso, è un giocatore che fa tutti quegli intangible, quelle cose che non si vedono e che probabilmente i tifosi non hanno, permettetemi di dirlo, neanche la competenza e la capacità a volte di vedere, ma è fondamentale, è quello che ci dà lui in campo. I due americani oggi hanno fatto gli americani davvero. Marfo, seppur con 2 o 3 errori, ma si parla di un rookie, è stato sempre presente. Francis ha messo anche 2 canestri decisivi e non propriamente nelle sue corde, dimostrando comunque anche lui carattere. Siamo molto contenti e adesso abbiamo un pochettino di riposo perché ne abbiamo tanto bisogno, e poi abbiamo l'ultima partita di regular season a Casale Monferrato. I giochi sono ancora aperti, il nostro obiettivo è quello dei playoff. Se ci sarà la possibilità di prendere il 6° posto e entrare direttamente nei playoff avremo fatto una cosa clamorosa e saremo pronti a prenderselo, altrimenti ci giocheremo le nostre chance di playoff nell'altro girone e daremo battaglia come sempre. Oggi qual è l'aspetto che più ti ha soddisfatto di questa partita? Ma è stato il carattere, perché spesso si usano un pochettino sempre le stesse parole, perché la pallacanestro poi è fatta di break, lì sotto devi avere la forza di tenere duro, devi farti trovare pronto, sicuramente giocare in casa è una cosa che ci dà tanto, però questa era una partita giocata contro una squadra forte, vera, che sapeva dove voleva andare e che ha sempre provato ad andare dove voleva, giocando anche contro quelle che sono le nostre caratteristiche, giocando anche contro quelle che sono le nostre scelte tattiche. Abbiamo giocato anche contro un certo tipo di fisicità che è esattamente l'opposto rispetto a quelle che sono le nostre caratteristiche di reattività, di velocità, di giro di palla, di spaziature, e siamo nonostante tutto riusciti a rimanere nel nostro canovaccio nonostante le grandi difficoltà che gli avversari hanno molto bene saputo porci, e quindi l'identità è la cosa che più mi soddisfa in una partita del genere. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.